I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Buondì a tutti, un co' se l'esaremo del municipio. Taccal saon che è il municipio, fatto nel Cinquecento da Andrea Moroni. E a parte più bella del municipio, c'è a vecchia facciata, che fa cantonco a Piazza de Erbe. E poi il cortie pensie. E il municipio è anche un davanti nuovo da parte dell'università, monumentale anche perché ricorda i morti nella prima guerra mondiale. Da drio de sta facciata, che non ha, nonostante il suo significato, molta importanza artistica, che sia una facciata più vecchia, del Cinquecento, fabbrica anche quella da Andrea Moroni, che ha fatto anche il cortie pensie, cioè un cortie in alto anziché in basso, come che se de solito i cortii. Naturalmente, no proprio solo i coppi, e ora saria stana altana, e dei cortii e altane meno che ne ho mai visti, ma, diciamo così, a mesa altezza, con un portego torno come che il fosse un cortie basso, ma con doscaie abbastanza ripide invece pari varghe. Se uno non si assente, il poetore anche all'ascensore, ne a porta de fronte, in dove che de solito che sia un vigie in servizio e bisogna struccare il botton P in alto. Dopo se passa una passerea che attrabaia tutta e rivae a escae invece di dar su se va su. In ogni modo non è difficile arrivare. Se dopo se conosce qualche d'un di aggiunta o qualche usciere o che sia una riunione del consiglio, se può andare a vedere anche a sala del consiglio del Cinquecento, da parte della Piazza de Erbe, in dove che il municipio, come che avevamo detto, il falso figura e non s'è querto da nessuna costruzione nuova. Essendo ancora più buoni di arrangiarsi, o più fortunai, se può arrivare né a sala dei nodari, una saletta più piccola ma bea, pitturata da Domenico Campagnone sui muri, con un quadro in dove che sia Madonna con suo fiore, de altre figure e Sant'Antonio.